Buonasera, ben chiatazza a Novis. Il limite al prezzo del gas è una misura tanto importante, ma dopo al covente discubia il costo del gas, da quelle energie e calmirà i prezzi con risorse pubbliche per evitare di dare a speculazione piuttosto che dare ai cittadini. Sono le tre misure strutturali per affrontare le energie simpli, più chiare, mettuti in vore dal presidente Massimiliano Fedriga, che al continuo a puntare il date contro la borsa di Amsterdam. Alle città in particolare, alla DIT, che ha determinato i prezzi dal gas ed energie e se di une borse di fatto private, con minimi scambi, là che è una speculazione abominevole, che non si può accettare, al continuo Fedriga, non si può pensare che une borse private emetti in zenoglon il sistema produttivo europeo. Sburtadis de bollette chiare da incentivi, anche in Friul accrescono le domande di installazioni domestiche di implants fotovoltaici che apportano sparans fino all'80% sui costi di energie. Gli installatori dal territorio sono subissati di domande al punto di non sapere molto fa per contentare tutti. Per altri, le materie prime mancano in tai magazzini e gli fornitori a stantan arriva. Si rivela di liste di spiete che avanti un minimo di 3-4 mesi a di là di un anno. Il costo di installazione al varie di 1.500 a 2.000 euro a kilowatt da ora i casi. Ridusi le spese di trasporto, il traffico e l'intossiamento dome in tune mosse. L'obiettivo dal servizi gratuiti di carpooling attivato due de università di Udin. Studenti, docenti e personale potranno condividere la macchina privata per arrivare a una delle sedi dall'Ateneo e entrare a chiesa. Attraverso l'app App2Go. Dopo aver schiariato l'applicazione dai store, l'utente avrà di registrare e mettere i propri stratis, chiase e lavoro, specificando se al disponibile il proprio auto o se al va cirinto un passaggio. A che spon l'applicazione e offrirà automaticamente le migliori opzioni di carpooling, a cui che al ciro un passaggio per arrivare all'università. La stagione estiva ha portato risultati ottimi, fin mai superiori ai spietti, con una crescita dal 2,3% sugli presincis rispetto al 2019. Sono stati passati gli presincis dagli stati record dal 2019 con più di 6 milioni di turisti in Friuli Venezia Giulia, la più che di che foresti. Lo ha detto il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, di lunghe presentazioni dai dati turistici de stagione estive. Também plan di Chiaval, più 18% e Trieste, più 13%. Per ciò che riguarda il foresti, a cresci più sono Germania, più 15% e Austria, più 5%. È stato un cambio importante in tes presinci con la tornata dai turisti che hanno spinto in forza la sclarì l'assessore al turismo Sergio Bini. E per stagione invernale imminente, la regione conferma la vertidura di tutti gli implants, inevamente programmata al 100% e nessun aumento sui ski pass. All'estate chiatat fur il proprietario del Volkswagen Golf abbandonato sui binari se chiappade sotto domenica di mattina di un treno regionale ai altezze dal passaggio a livello di vie Baldasserie a Udin. L'auto è di un cittadino forest residente in città che è stata chiatat fur dal personale delle polizie ferroviarie. Sono al momento in corsa accertamenti per capire che al vedin l'uomo ha lasciato l'auto sui binari e ha slontanarsi. In maniera fortunata, in tale impatto tra il treno e l'auto, tan violento, nessuno non gli era restato ferito. La circolazione ferroviaria gli era stata invece bloccata per ore. È stato necessario doprare una pacare per dislontanare l'auto ridotte a un grum di Lamarins.
Arrestato dopo une lunghe latitanze, al scontarà la sua pena 15 anni dopo il misfatto. È stata riconosciuta e arrestata a pochi chilometri dal confine con la Slovenia un cittadino rumeno di 38 anni, condannato a 3 anni e 11 mesi e ciruto per rapine e lesioni. In tal 2007, a 23 anni, in la complicità di un connazionale, aveva chiappato a pugni e bastonadis un cittadino rubanti il giubbotto in piel, 50 euro in contanza e un cellulare. La latitanza è terminata in ultimi soris, quando i carabinieri dal nucleo radiomobile di Nabresine lo hanno chiattato in tune corriere dirette di là de frontiere, all'estate portati in prigione. A Pordenone e Rinas l'area ex Tomadini. Il comune al vierge gli squarti ai privati per future gestioni di un parco energetico multifunzione che si fonderà sulla sostenibilità ambientale in chiampo energetico. Anna sarà un hostel bike friendly di 39 posti con une sale dedicate a bicicletti, un spazio espositivo, una reception, un bar dedicato a ristorazione immersuti in tal verde e un edificio là che si tigneranno corse e convignis a teme scientifiche sulle tecnologie green e su implants per produzione di energie nettis. Un implant con pompis geotermichis al disfrutterà l'aghe des Roi Sator, facendo il parco autonomo dal punto di vista energetico. Monfalcone al ponte a noiesi più dome la città dai cantiers, ma anche una città culturale e turistiche. E è sotto queste ottiche che voi a Buinore è state presentate le nuove piattaforme realizzate sul canale Valentinis, opere di 11 metri di lunghezza, che su che vignerà costruite la schialinade che di Vial Kosulic al consentirà l'accesso diretto al mare. La riqualificazione dal Puertut, pues più a nord dal mar Mediterraneo, al darà la sensazione di portare il mare in città. La schialinade sarà cuverte de preseade piere euganie, il stesso materiale doprato in place San Marca, Vignesie. Il cantier è stato finanziato da Regione con 4,7 milioni di euro e si concluderà la prossima vierte. Il formato di smoking della Tarie di Davian è il miglior erborinato in Italia. Il riconoscimento per casearie dal ben è arrivato in talambi dall'Italian Cheese Awards, la 7ª edizione riservata ai formati 100% con latte italiano, che si sono fatti in tal fin de settimane a Bologna. Il formato al ven fumato per 24 ore, une piece per volte, in tune stue alimentate a lendi faiar. A ritirare il premio Gioacchino Del Ben e la Fielinda, lassù sul palco e applaudits per conquiste dal titolo. A ieri in 33 i prodotti in candidature in test diverse categorie, che il della Tarie di Davian agli era l'unico dal Friul Vignesi Giulie in finale. E alle due parusgnot novis al torne domani. Buone serate e mandi!